C'è la volontà da parte di tutti i gruppi presenti in Consiglio di puntare, lente di ingrandimento su tutti i project, su gran parte dei project avviati negli anni scorsi, per fare uno screening, per vedere quali sono ancora economicamente sostenibili e se esiste ancora un interesse pubblico e quindi se meritano ancora di essere portati avanti a livello regionale. A seguito anche delle vicende giudiziarie degli ultimi anni è giusto continuare ad amministrare, però amministrare in maniera attenta e trasparente e quindi nell'interesse dei cittadini. Bisognerà fare tutta una serie di valutazioni in base anche a delle scelte che verranno fatte a livello governativo. Penso ad esempio alla Valdastico, che ad esempio è un'opera che potrebbe superare ad esempio la Valsugana, ma tante anche altre opere pubbliche che sono state programmate negli anni passati, ma che oggi bisogna valutare bene se sono ancora necessarie. Noi oggi abbiamo sentito nel dibattito della Commissione che ci sono dei project financing che la Giunta ha ritenuto opportuno mandare in procura, è giusto sapere quali sono, di quali project si tratta. C'è il rischio di un danno erariale che ha delle responsabilità politiche in chi quei project li ha realizzati e non c'è ombra di dubbio che possiamo risparmiare soldi dei veneti che sono stati sperperati nel corso di questi 20 anni, ma anche su questo c'è una responsabilità politica di chi quei project ha finanziato, ha voluto e ha messo in difficoltà il bilancio della regione perché noi non abbiamo più nessuna capacità di indebitamento. Si vuole tornare indietro? Bene, noi siamo qui, il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte nell'interesse dei veneti, del Veneto e di quelle opere che riteniamo strategiche e fondamentali, ma al giusto prezzo e non pagando di più come è avvenuto nel corso di questi anni. Se questa lista di progetti di cui ha parlato l'assessore, se si ritiene che alcuni di questi non siano più utili, credo che l'esecutivo debba dire questo non si fa perché non si fa e il Consiglio casomai approva o non approva. Una delega in bianco rispetto a un provvedimento nel quale non si capisce se interveniamo per motivi giudiziari, pare di no, ma si scrive così, se interveniamo per motivi economici non si capisce perché e per cosa. Credo che la chiarezza è fondamentale, cioè il Consiglio ha bisogno di sapere quali opere questa Giunta intende fare, quali opere questa Giunta intende cancellare. Se intende cancellare delle opere ci dica come e perché e il Consiglio allora si pronuncerà. Una cambiale in bianco dopo un mese dalle votazioni su una programmazione che c'è già senza sapere qual è la nuova programmazione mi pare poco utile. Credo fermamente che dal confronto, perché sia costruttivo, ne possa uscire un modo di amministrare e di far politica che va tutto nell'interesse dei cittadini. Il project financing a livello comunale io l'ho sempre visto come un ottimo strumento, l'ho utilizzato nel mio comune con risultati più che positivi, cercheremo di fare in modo che anche l'esperienza in regione porti solo delle positività e dei risultati che vanno a beneficio di tutti. Mi pare che ci sia la volontà da parte di un po' di tutti di non considerare il project come un demonio, non è uno strumento da demonizzare, è uno strumento da affrontare, da migliorarlo, perché credo che possa essere un'opportunità per i veneti per realizzare alcune opere. Quello che andremo a cercare di migliorare attraverso questa norma è di dare modo alla Giunta di leggere ancora di più se sono attuali gli attuali project e soprattutto se sono sostenibili dal punto di vista finanziario, perché rispetto ad alcuni presentati nel 2006 il mondo è sicuramente cambiato. Mercoledì prossimo, quindi cercheremo già fra una settimana di affrontare alcune criticità emerse nel corso della discussione per cercare di portare il prima possibile in aula per l'approvazione di questo importante PDL. Raffaele Cantone è intervenuto molto per quanto riguarda opere fatte in project financing, quindi è giusto sentire anche chi ha un'esperienza, una visione globale di queste problematiche. Poi credo sia importante sentire anche altre autorità e attuare delle consultazioni in modo da sentire anche i soggetti maggiormente interessati. I problemi più importanti sono stati relativi alla poca trasparenza di questi progetti, alle ricadute sui territori, al fatto che alcuni sindaci si siano ritrovati, nel caso di alcune opere come la superstrada Pedemontana Veneta, ad affrontare una realtà che era diversa da quella che gli avevano descritto, proprio perché non c'è stata trasparenza negli atti principali.